Lo scoiattolo da casa vacanze si trasforma in hotel all'avanguardia, attento al risparmio energetico e rispettoso verso l'ambiente circostante. Questa struttura diventerà centro catalizzatore degli aspetti turistici-culturali del territorio, dal cibo tradizionale allo sport, dalla cultura cimbra al villaggio degli gnomi. Gli impianti già presenti verranno ottimizzati sostituendo i classici radiatori con dei venti convettori che riscalderanno l'ambiente e le stanze rendendole accoglienti. Abbiamo deciso di suddividere l'hotel in settori per permettere il riscaldamento solo nelle zone interessate. Per ammortizzare i costi di energia elettrica e generazione del calore, intendiamo dotare l'hotel di pannelli solari e pannelli fotovoltaici. Il nostro hotel sarà attento agli sprechi. Per gestire il calore e il comfort si è previsto un isolamento in lana di roccia, l'installazione di efficienti infissi monoblocco e un rifacimento della copertura con pendenze e isolamento adeguati. La nostra proposta è economicamente sostenibile. Grazie ai bonus incentivi, a un efficace ammortamento dei costi e l'accesso ai bandi per il turismo, le spese per la ristrutturazione verranno limitate. Inoltre, intendiamo valorizzare il grande parco circostante con punto di osservazione panoramica e astronomica, piscina, campi sportivi e aree relax, servizi per la mobilità verde, orto chilometro zero, attrezzature e un villaggio degli gnomi per i più piccoli. Vogliamo una struttura che doni opportunità per conoscere e vivere Asiago a 360 gradi, possibile grazie a un'efficace riqualificazione guidata da innovazione, comfort e sostenibilità. E voi cosa ne pensate? Mettete un like se vi è piaciuta la nostra proposta. Grazie!